Terza corsa, una prova per 4 anni, di nuovo in salchi gentleman. Sono in 6 al via, c'è il ritiro di Blue River e i cavalli che vanno a disporsi dietro la macchina, 1 Buffalo Wise S Giovanni Ghirardini, 3 Benvenuta DL Giampaolo Carlotto, 4 Babbo Tab Matteo Zaccherini, 5 Bernadette Rec Andrea Venezia, 6 Bebop C Carlo Ballotta, 7 Banatina Giuseppe Rizzo. Allineamento completato e autostart che inizia ad accelerare. Il favorito della prova è Babbo Tab con Matteo Zaccherini. Si parte con problemi per Banatina, va davanti Bernadette Rec nei confronti di Buffalo Wise S, all'esterno subito Babbo Tab, poi lungo la corda Benvenuta DL, quindi Bebop C. Si va così sulla curva di destra con in vantaggio Bernadette Rec, Babbo Tab che prova ad andare deciso all'esterno, dopo 200 metri passati in 16,1 passa a condurre il favorito con Matteo Zaccherini in salchi, che si mette così in testa alla fila indiana composta da 5 elementi che sono appunto Babbo Tab, Bernadette Rec, Buffalo Wise S, Benvenuta DL e Bebop C. 31,4 per i primi 400 metri di corsa e il gruppetto che si va a impegnare sulla curva di sinistra con Babbo Tab che continua a guidare in 48 i primi 600 metri di corsa. Davanti alle tribune Babbo Tab precede sempre Bernadette Rec, Buffalo Wise, Benvenuta DL e Bebop C, che sembra volersi muovere dalla corda visto il ritmo molto blando imposto dalla testa, addirittura 33,3 questo quarto. Babbo Tab è in vantaggio, Bernadette Rec lo segue, Buffalo Wise S in terza posizione, Bebop C quarto al largo, poi ancora Benvenuta DL il chilometro in 1,21,6, una frazione in 16,9. Babbo Tab a 500 metri dalla conclusione non ha praticamente fatto nulla e si ritrova in vantaggio. Bernadette Rec lo segue, Bebop C si è avvicinata all'esterno, poi ancora Benvenuta DL e Buffalo Wise S che fanno coppia alla retroguardia, un'altra frazione in 32,6 sulla curva finale, sembra iniziare ad accelerare leggermente il leader, sempre seguito da Bernadette Rec. Bebop C si impegna al largo, una frazione in 15,3 in accelerazione, Babbo Tab che entra in retta d'arrivo in chiaro vantaggio nei confronti di Bebop C e di Bernadette Rec all'interno, al largo Benvenuta DL che prova a fare l'arrivo, nel finale vince Babbo Tab nei confronti di Bebop C, mentre c'è foto stretta per il terzo con Benvenuta DL che ha coperto Bernadette Rec e bisogna andare dal giudice. 29,9 la chiusa, una passeggiata per Babbo Tab, Matteo Zaccherini, Paolo Romanelli, l'allevamento Tabina, il successo del figlio di Naglò che conclude il percorso di testa dopo aver ottenuto strada da Bernadette Rec, praticamente sonnolento al comando. Babbo Tab si è sorbito 1.200 di tutto comodo, ha aperto un pochettino in arrivo, ha vinto facilissimo. Secondo Bebop C, aspettavamo per il terzo con probabilmente Benvenuta DL che è riuscita a battere Bernadette Rec, quindi 4-6-3 l'ordine arrivo molto probabile della terza corsa dall'Arcoveggio di Bologna.